C'è una grande opportunità in Parlamento proprio in queste ore, la modifica della Costituzione, c'è un articolo della Costituzione che è il 116, il primo comma di questo articolo cita le regioni autonome. Dico di inserire in questo comma anche la Regione Veneto. Il momento è storico, sostiene il governatore Luca Zaia, che ha scritto una lettera a tutti i parlamentari veneti, invitandoli a farsi promotori di una proposta di modifica della Costituzione che aggiunga una sola parola all'articolo 116, la parola Veneto. Sono convinto che le posizioni di tutti vadano in questa direzione. Mi rifiuto di pensare che ci possa essere un parlamentare di sinistra, di destra, di centro, della Lega o di qualche altra coalizione che non sia a favore del fatto che il Veneto possa essere regione a statuto speciale, regione autonoma. E proprio per questo motivo c'è un'opportunità. Oggi è il momento di andare al Vedo e vedere se si realizza questo sogno. Una proposta, puntualizza Zaia, che nulla toglie alle mire indipendentiste della nostra regione. Io non faccio proposte alternative all'indipendenza e l'autonomia non è un surrogato dell'indipendenza, è bene che ci capiamo, è tutt'altra cosa. Però l'obbligo da Presidente, ha avuto un mandato del Consiglio regionale di lavorare su due fronti, l'autonomia e l'indipendenza, nel momento in cui si apre il varco per l'autonomia intanto approfittiamo di questo. Dopodiché l'indipendenza deve vedere celebrato il suo referendum, perché è quello che è l'impegno che ci siamo presi. C'è una legge referendaria, il governo ce l'ha impugnata e noi la stiamo difendendo.